Comunque lo si voglia vedere, il taglio dei vitalizi agli ex consiglieri regionali del Veneto e la conversione in semplici pensioni per coloro che andranno ad occupare quella sedia a Palazzo Ferrofini a Venezia dalla nuova legislatura 2015 si tratta di un provvedimento incoraggiante, anche perché ogni mese questo sovraccarico legato ai non più operativi ammonta a 11 milioni di euro. Che cosa comporta il taglietto approvato dal Consesso Veneto? Riguarda il 5% degli assegni fino a 2.000 euro, l'8% fino a 4.000, il 10% fino a 6.000 e 15% oltre, tutte quote maggiorate del 40% in caso di cumulo di vitalizi. Non si escludono ricorsi, ma intanto viene calcolato che il risparmio annuale sarà di 700.000 euro per i 3 anni di effetto della legge approvata. Soddisfazione è stata espressa dai vertici del Consiglio regionale Veneto, con l'annuncio che questi soldi andranno ad irrobustire l'esangue settore sociale. A partire dalla nuova legislatura, inoltre, i nominati si vedranno prelevare una quota destinata alla gestione separata dell'INPS che garantirà la pensione a partire dal 65° anno di età, 60° nel caso di più legislature. La domanda alla fine resta: si può pensare ad un'istituzione efficiente quando spende maggiormente per chi non ci lavora più, verbo dicono per lo più impropriamente usato nel contesto, rispetto agli effettivi operanti? Ormai l'opinione pubblica non crede più ai miracoli, come probabilmente confermeranno i dati di afflusso alle urne per le regionali venete 2015.